Le forti motivazioni del Castellammare per poco non costavano care all'imbattuto Akragas, che ha riacciuffato il pari sul filo di lana grazie a Sant'Angelo. Una gara maschia, veloce, che ha messo in evidenza la buona predisposizione tattica dei padroni di casa che hanno martellato la compagine dei Templi sin dai primi minuti. Il gol del vantaggio ai padroni di casa arriva grazie a un tiro beffardo del sempreverde Cardinale. Qualche minuto più tardi l'Akragas riacciuffa il pari con un colpo di testa di Procida in mischia ed è con il risultato di 1-1 che le due squadre guadagnano gli spogliatoi. Al ritorno in campo non cambia l'atteggiamento del Castellammare, che si porta sul 3-1 grazie ad una doppietta dello scatenato maltese. La gara sembrava segnata, ma poi esce fuori l'orgoglio della compagine dei Templi, che riesce ad accorciare portandosi sul 3-2 ed infine al 90° a riacciuffare il meritato pari grazie ad una prodezza di Sant'Angelo. In classifica generale il distacco dal Dattilo, oggi ha pareggiato in casa con il Mazzara, rimane immutato, ma a trarre vantaggio da questa giornata è il Canicattì, che superando 4-1 il CUS Palermo rafforza la seconda posizione guadagnando 3 punti sulla squadra cragantina e ponendosi ad altrettanti punti, cioè a 3 dal capolista Dattilo. Domenica prossima l'Agregas ritorna a giocare all'Esseneto contro l'Oratorio Marineo. Il Canicattì sarà in trasferta a Montello con la Parmonval, mentre il Dattilo giocherà al Giovanni Bruccoleri contro il Profavara. Si prospetta un'altra domenica campale.